Eder, Mac, Pallister. Liliana portata e abbandonata sul luogo del ritrovamento da 3 persone. Sì, ma non è stata proprio abbandonata, lei doveva essere stata ritrovata obiettivamente e non meno di 2, ma io dico la terza poteva essere, visto che è stato fatto sicurissimamente di notte col buio. E perché doveva essere ritrovata? Problemi economici, ormai lo hanno detto tanti, lo dico anch'io. Lei se scompariva, lo ha detto il marito al cognato pochi giorni dopo. Se Lilli scompare, che fra 10 anni appena finisce il periodo di morte apparente, bla bla eccetera, e io come faccio a vivere? Domandatelo a lui, perché è stata messa qua così. Io sono convinto che lui lo sa, io non lo accuso di niente. Io ho detto già, e lo dirò in eterno, non è stato voluto verificare quello che lui diceva. Sono dichiarazioni che sono state prese per buone, punto e basta. Chi ha più clamorosa in assoluto è quella che non abbiamo mai litigato, che c'era pace tra di loro, mentre lui lo sapeva benissimo, perché lo sapevo io, perché me lo diceva, c'erano litigi continui, ma non puoi andare a metterlo sul giornale. E hanno litigato la sera stessa, la mattina. Adesso è venuto fuori dopo 2 anni che ha passato la notte piangendo. Aveva il callo sinistro che gli faceva male. C'è un altro dettaglio che non torna nella mattina del 14 dicembre 2021 di Sebastiano Visintin. Sappiamo che alcune chiamate di Claudio Sterpin al telefono di Liliana si infrangono sulla segreteria, ma ce ne sono altre che invece si spengono senza alcuna risposta. Come mai quindi in seguito ad alcune chiamate di Claudio non si attiva la segreteria mentre per altre sì? Semplice, la segreteria sarebbe stata attivata manualmente da qualcuno. Abbiamo posto il quesito ad un tecnico della Wind3 che ci riferisce quanto segue. Digita il suo numero di telefono preceduto dal 32. Quello che vedi tu preceduto dal 32 significa che lei sta ricevendo in ingresso una telefonata e risponde alla segreteria telefonica. E questo è quello delle 10:56 e 50 secondi. Però se tu guardi il tabulato, alle 10:56 e 46 secondi, Sterpin chiama e in quel frangente la segreteria telefonica non entra in funzione, perché troverai scritto accanto alla chiamata di Sterpin un CSR, che significa chiamata senza risposta. La segreteria viene attivata successivamente dopo, praticamente alle 10:56 e 50 secondi. C'è la chiamata di Sterpin alle 10:56 e 46 secondi. Dopo tu trovi alle 10:56 e 50 secondi il famoso 32 con il numero di Liliana. Poi c'è Sterpin che manda l'SMS e quindi trovi Sterpin che manda l'SMS e il telefono di Liliana che lo riceve. Poi successivamente, se tu guardi, anche alle 11:59 entra in funzione la segreteria, hai capito? Per cui riceve con tutta probabilità potrebbe essere questa la chiamata di Sterpin, e questo è il famoso messaggio che Claudio dice di aver lasciato in segreteria telefonica. La segreteria poi nel pomeriggio dalle 2 in poi viene disattivata, perché se tu guardi questo tabulato che ti ho mandato troverai le chiamate di Sterpin, che sono delle chiamate senza risposta, ok? Alle 15:28, quella famosa cosa che pensavamo che Liliana chiamasse se stessa, non è così, perché questi numeri di telefono che hanno, tutti questi 7, questi 8, sono incredibili. Voglio dire, qui è Visintin che chiama il telefono della moglie con tutta probabilità per appurare se si era ricordato di inserire la segreteria o se l'aveva disinserita. Questo è un controllo che fa alle 15:28. 59 arriva la chiamata del fratello di Sergio Resinovic e lui risponde, per cui voglio dire la segreteria non era inserita in questo caso. Poi lui farà tutta una serie di telefonate, quindi fa tutta una serie di telefonate e poi intorno alle 18 chiama il 4200 che è il numero per ascoltare i messaggi in segreteria telefonica. La reinserisce perché alle 20:39 riceve una telefonata e risponde alla segreteria. Tra le altre cose poi mi sembra che intorno alle 21 e qualcosa chiama anche Sergio e addirittura
non entra in funzione la segreteria, cioè lui proprio non risponde, quindi c'è chiamata senza risposta e non entra in funzione la segreteria. Dopodiché la reinserisce. Io non so, ha smanettato su quel telefono da far paura, Questo potrebbe significare che quando Sebastiano inizia a ricevere delle chiamate per non essere infastidito e per non far ricevere più altre telefonate al telefono di Liliana. Cosa inconcepibile visto che lei è scomparsa, attiva la deviazione di chiamata. Questo però significherebbe anche che Sebastiano a quell'ora della mattina ha la disponibilità del telefono di Liliana, quindi o è in casa o ha con sé il telefono. La sera del 14, prima di andare in questura ritenendo forse la deviazione di chiamata non più sufficiente a garantirgli l'immunità da eventuali altre chiamate, blocca direttamente il numero di Sterpin. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.